Radio Libertà. Va ora in onda Crossroads, nuovi suoni e grandi storie. Vittorio Le Donne racconta gli artisti e le tendenze che cambiano la musica. E buongiorno ascoltatori di Radio Libertà, io sono sempre Vittorio Le Donne e questo è sempre Crossroads. Eccoci qua in questa nuova e fantastica puntata. Lasciatemi aprire prendendo 10 secondi per ricordare il compleanno oggi di un grandissimo della storia del rock e del metal come Ronnie James Dio, grandissimo cantante dei Rainbow, dei Black Sabbath in sostituzione di Ozzy Osbourne e della band omonima appunto Dio. E dopo questa veloce presentazione direi di partire subito con la prima canzone, quindi andiamo direttamente negli Stati Uniti con Fantastic Negrito e la sua nuova canzone Skirty. They say one thing, and they do another. They smile in your face, shake your hand, and they call themselves your brother. Listen. You can't understand what a dude feels old, but it's too original like Oakland, California. Yeah! Something free, got my own style, like a rock shows in Argentina, Greece in Arizona. Yeah! Had a good dream, but it came to an end. Tried to strike me with his hand, I put this on my mama. Sick deal, had a broken heart, wandered in the dark for a while. Now I'm free from the trauma. Say, oh, 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 oh. No place to go. I had no place to go. I had no place to go. I had no place to go. Did you ever have someone act like it was a friend and stab you in the back all along? They was funny. They promise you smoke, turkey, neck bones, mother steak, ribs, and serve you bologna. The first person that betrayed me was my daddy. Had me at 63. My mama was dirty. Living with the swamp Yankees. We was 14 deep, dirt road. My clothes was always dirty. Say, oh, 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 oh. I had no place to go. Ed eccoci tornati, signore e signori, dopo questo fantastico pezzo, Skirty di Fantastic Negrito, dall'ultimo album
Songs of a Broken Man. Ecco, cosa dire di questa canzone? Un pezzo che in cui Fantastic Negrito si apre molto di più rispetto ai temi precedenti dei precedenti album, dove toccava tematiche sociali soprattutto, ma non in cui era coinvolto direttamente come in questo album, che comunque rimane sempre molto fedele al suo stile, per quanto abbia asciugato molto magari dei tecnicismi che potevano portarle ad essere ridondante certe volte e ripetitivo, ma ridondante e ripetitivo nei suoi pezzi, con una migliore costruzione invece stavolta a livello di scrittura della canzone. E comunque rimane un pezzo che crea un miscuglio di generi, dal blues, che è il suo genere di riferimento. Lui è ormai uno dei più grandi bluesmen degli ultimi 20 anni almeno, con pezzi che vanno dall'R&B al funky al jazz, e fa un lavoro importante questa volta soprattutto nella scrittura del testo, dove è molto personale, molto molto personale il testo, sia della canzone che dell'album in generale. Riguarda del rapporto che Fantastic Negrito ha avuto con suo padre. Suo padre, prima di lasciare la famiglia, ecco, ha sempre creato questa immagine falsa di sé e della sua famiglia, ha sempre raccontato a Xavier, che poi è il vero nome di Fantastic Negrito, di essere figlio di questa famiglia, discendente di questa famiglia nobile della Somalia, quindi avere di queste forti radici africane, ha sempre mentito riguardo alla sua famiglia, quello per cui sono andati poi negli Stati Uniti, ed è sempre fatto credere al figlio di essere quello che non è. E questo qui si riflette molto in questo album, cioè dove Fantastic Negrito racconta del modo in cui è cresciuto, cioè del sentirsi di non sentirsi in realtà qualcuno, perché la realtà in cui è cresciuto gli ha sempre fatto credere di essere qualcosa che non è. Quindi è un album che parla del rapporto tossico che ha avuto con suo padre. Lui poi scoprirà solamente in futuro con la madre, che gli racconterà appunto quando già è adolescente, che tutto quello che ha sempre creduto in realtà era falso. E di come questo comunque ha anche portato a molte domande nella vita di Fantastic Negrito, che ha sempre vissuto, insomma, cresciuto con questa credendo di essere quello che in realtà poi non è, e della difficoltà di accettarsi, di capire chi si è veramente. E questo è un tema assolutamente ricorrente, e che porta anche a capire lo spettatore comunque di un artista che ha cambiato anche il modo di rappresentare quelli che sono i suoi testi, da dei temi più che altro politici degli album precedenti, a una visione comunque della scrittura dei testi molto più personale e introspettiva in questo nuovo album, che appunto racconta il rapporto con il padre. Ed è anche comunque un'interessante evoluzione di quella che è la storia di questo artista incredibile, perché stiamo parlando di un uomo che comunque nella sua vita non ha mai avuto una porta aperta, una strada facile da seguire, perché stiamo comunque parlando di un artista che debutta all'incirca all'inizio degli anni 90, è subito una giovane promessa del blues, suona la chitarra in maniera incredibile, porta anche una certa innovazione nel genere, ma fatica a sfondare, anche perché per quanto il blues sia un genere fondamentale negli Stati Uniti, come può essere per noi
come può essere per noi il cantautorato, comunque un genere che rimane fortemente nella cultura nazional popolare. È comunque un mondo dove sono in pochi a riuscire a sfondare oggi. E lui deve aspettare molto per la sua occasione, perché l'occasione di sfondare arriverà solamente poi dopo oltre 20 anni il suo debutto, cioè lui parteciperà poi a un reality show nel 2012 che lo vedrà finalmente arrivare alle luci della ribalta che merita. E da lì la carriera è totalmente in ascesa, perché inizia a pubblicare brani, firma con una casa discografica e inizia a farsi vedere, inizierà a vincere dei Grammy per le migliori canzoni blues, parteciperà anche alla realizzazione di colonne sonore di alcuni progetti di Netflix, come quella della serie di League of Legends, e appunto riuscirà finalmente a pubblicare degli album che faranno vedere tutto il grande talento musicale di questo artista che veramente sta rivoluzionando un genere che di per sé è molto legato alla tradizione, quindi sia molto difficile cambiare e aggiornare. Lui unendo tutti questi elementi che poi fanno parte di una sua cultura, che come racconta in questa canzone, in questo album, poi ha scoperto più avanti nella sua vita, ed è stato un trauma da accettare nel capire chi è, che però l'hanno portato a unire elementi oltre al blues, appunto come detto prima, di R&B, di jazz e di funky, per creare qualcosa di innovativo. E certamente questo album è l'ennesima riprova del talento incredibile di quest'artista, e secondo me anche anche se ormai ha un'età, non è più insomma di primo pelo, comunque già va sui 40-45 anni, sta portando ad un'evoluzione che non è scontata, soprattutto in un genere come il blues, anche di una sempre maggiore abilità creativa e introspettiva nello scrivere i testi. Quindi, signori, se questo brano vi è piaciuto, comunque volete anche scoprire qualcosa di più, potete comunque chiamare direttamente la nostra regista, e sono qui anche per darvi maggiori informazioni. Ma ora direi di andare al prossimo brano, quindi andiamo dagli Stati Uniti, voliamo in Medio Oriente per il brano Zim Zim dei Rastak. کجکی ابرویت نیشه کشدم است چه کنم افسوس مال مردم است کجکی ابرویت نیشه کشدم است چه کنم افسوس مال مردم است کجکی ابرویت نیشه کشدم است چه کنم افسوس مال مردم است کجکی ابرویت نیشه کشدم است چه کنم افسوس مال مردم است زین 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 Zing 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 zing
کجکی ابرویت نیشه کشدم است چی کنم افسوس مال مردم است کجکی ابرویت نیشه کشدم است چی کنم افسوس مال مردم است کجکی ابرویت نیشه کشدم است چی کنم افسوس مال مردم است کجکی ابرویت نیشه کشدم است چی کنم افسوس مال مردم است دو چشمان خمارت را کی دارد دو ابروی دم به مارت را کی دارد بگردم خوب و کوزارم بسارم بپرسم اختیارت را کی دارد زیم 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 کجکی ابرویت نیشه کشدم است چه کنم افسوس مال مردم است کجکی ابرویت نیشه کشدم است چه کنم افسوس مال مردم است کجکی ابرویت نیشه کشدم است چه کنم افسوس مال مردم است کجکی ابرویت نیشه کشدم است چه کنم افسوس مال مردم است کجکی ابرویت نیشه کشدم است چه کنم افسوس مال مردم است کجکی ابرویت نیشه کشدم است چه کنم افسوس مال مردم است Ed eccoci qua, signori e signori, ritornati con questo brano Zim Zim dei Rastak, band incredibile proveniente direttamente dall'Iraq, con il loro ultimo brano preso dal loro ultimo album Tales of Earth and Sun. Appunto un nome molto evocativo di quella che è un po' la tradizione più antica, diciamo, molto più antica anche di quella che poi è diventato il pensiero dominante, cioè quello islamico in quella zona del Medio Oriente, di Asia centrale, e che è un po' delle antiche, prende anche dalle antiche tradizioni e religioni di quella zona, che possono andare anche dallo zoroastrismo alle varie altre religioni che veneravano gli elementi naturali come divinità. E appunto questo è un album davvero davvero interessante, perché ogni canzone è dedicata a uno specifico paese del Medio Oriente o dell'Asia centrale. In questo caso questa canzone nello specifico è tratta da una poesia afghana, ma in tutto l'album comunque ci sono canzoni che sono ispirate ad antiche storie popolari o a poesie di diversi paesi e di diverse tradizioni. Si va dal Kurdistan, appunto dall'Iraq stesso, dal Belucistan, che è un'antica provincia che ora fa parte del Pakistan, ma di una antica e grande tradizione culturale, essendo uno dei luoghi cardine comunque del Golfo Persico e casa di grandi civiltà antiche. E ogni canzone di questo album appunto è un omaggio a queste zone del mondo, quindi un
un po' come le canzoni che abbiamo visto la settimana scorsa, ricordano comunque le tradizioni più antiche di quei popoli e di quelle genti. In questo caso, nello specifico, appunto, questa canzone Zim Zim è intitolata così perché è una rappresentazione dell'onomatopea del battito del cuore, quindi ricorda questo il battito del cuore, zim 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 zim, ed è un riferimento appunto perché questa è una poesia che un innamorato dedica alla sua amata, quindi lui la scrive appunto ricordando il battito che ha il suo cuore quando pensa alla sua persona amata. E la canzone essenzialmente, questo è un racconto d'amore dove l'innamorato descrive tutto l'amore che ha per la sua amata, anche riferendosi a dei concetti magari di metafore che noi non potremmo capire, perché comunque si parla comunque di una cultura lontana dalla nostra, e quindi si va magari da immagini poetiche più canoniche a quelle che possono essere rappresentazioni che per noi possono sembrare strane, quindi raccontare gli occhi dell'amata come quelli di un serpente per una persona che viene dal Medio Oriente, da quelle zone desertiche, può essere una giusta rappresentazione, magari noi culturalmente non la potremmo trovare affine, comunque rimane sempre nell'ambito del racconto e della storia di un amore forte che prova un ragazzo per la sua amata. E secondo me questo è un album veramente veramente interessante, perché è proprio prende a piene mani una tradizione antichissima, millenaria, e che noi molte volte possiamo dare per scontato, ma la musica può e deve servire anche a questo, perché l'immaginario che oggi c'è di quei paesi è totalmente distante da quello che era la loro cultura, che è la loro cultura millenaria. Si pensa a zone come l'Iraq, come l'Iran attuale, il Pakistan, l'Afghanistan, che hanno una storia millenaria fortissima, e che noi inquadriamo solamente con l'Islam. Invece questa band mira a raccontare proprio quello che è un mondo antico, un mondo che ha una propria cultura, una propria dignità, e viene rappresentato secondo me in maniera ineccepibile, perché racconta quello che a noi c'è più lontano, e secondo me questo è una rappresentazione fondamentale, come la settimana scorsa lo erano quello dei Furor Gallico per noi che viviamo in queste terre in Lombardia, nel nord Italia. Per loro è essenzialmente lo stesso, cioè una rappresentazione di un mito antichissimo e che è andato perduto, e che va riscoperto perché è sulle proprie radici, la propria cultura che si deve fondare anche una parte della cultura, cioè del mondo musicale di un paese. Ed è per questo, secondo me, che è fondamentale anche da parte mia, che da queste poche settimane si è buttato a capofitto in questo progetto, portarvi anche questi pezzi che sono una rappresentazione che vanno oltre allo stereotipo della solita canzone, e che raccontino qualcosa di più grande, cioè ti riportino alla luce storie magari che sono state come dire abbandonate e sepolte da secoli, e che grazie a persone coraggiose che decidono di farlo attraverso uno dei metodi più potenti che l'essere umano ha
di rappresentare la propria storia, cioè la musica, riporta in voga vecchie e incredibili tradizioni culturali del proprio popolo. Allora, con questo ultimo pezzo direi che è arrivato il momento di andare in pausa. Ci vediamo dopo la pausa con il prossimo brano. Pensa a respirare. Ora abbandonati. Che cosa vedi? Luce, oscurità, l'equilibrio. È tanto più grande. È stato un risveglio. Hai sentito? Conosco una sola verità. Movie Time ti fa entrare nel vivo del cinema, ti fa sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. Radio Libertà ha vinto il prestigioso Microfono d'Oro, l'Oscar della radio italiana per la seconda volta in 2 anni. Questo successo è merito del programma Pop Economia, Rumore, condotto dalla brillante Alessandra Mori. Questo premio non è solo nostro, è un traguardo straordinario che abbiamo potuto raggiungere soprattutto grazie al vostro costante ascolto e supporto. Auguri a tutti noi, voi siete i veri campioni. Open your eyes, this is the world. Sic et non, una chiacchierata in libertà con ospiti e telefonate per chiarire, per indagare il politicamente corretto di oggi, per smontare le tesi del pensiero woke e per ragionare insieme all'insegna del buonsenso. Vi aspetto tutti i giovedì su Radio Libertà dalle 12 alle 13. Pesca dalla rete, le interviste di Luisella Pescatori, detta La Pesca, con le freelance di Rete al Femminile, le voci fiere di una nuova prospettiva, ovvero segreti e consigli del lavoro autonomo declinato al femminile. Ogni mercoledì alle 15:30 su Radio Libertà, la tua radio. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza. Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Radio Libertà, veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Ed eccoci qua, signori e signori, sempre su Crossroads, e senza perdere ulteriore tempo andiamo con la prossima canzone, Swansea degli Ex-Void. You are finally back in Swansea.
have claimed you're still in love with me, but we both know that if you love me, you'd still be back in England on your own, on your own. And if you cared enough, you'd still be back in England, 'cause it's been ages, yes, been ages. But it's always the same old story. It's like you do it just before me. Yeah, it's always the same old story. It's like you do it just before me. The same old story. You're inexplicably back in Swansea. And you have claimed you're still in love with me, but we both know that if you loved me, you would still be back in England on your own, on your own. If you cared enough, you'd still be back in England, 'cause it's been ages, yeah, it's been ages. It's like you do it just before me. Yeah, it's always the same old story. It's like you do it just before me. Same old story. Ed eccoci qua con questo brano Swansea degli Ex-Void. È innanzitutto molto interessante notare l'evoluzione artistica che ha avuto questa band, che ha un'ispirazione essenzialmente va dal post-punk al noise rock e che si è molto evoluta soprattutto in questo ultimo album con sonorità che sono molto più chiare e più limpide, una maggiore ricerca dell'armonia a livello sonoro e quindi abbandonando quelle che sono un po' le tendenze del noise rock che va molto di voga in Inghilterra, ma anche qui in Italia abbiamo avuto rappresentanti piuttosto importanti come il Teatro degli Orrori, ad esempio, di Capovilla. E molto, diciamo, curioso è anche il testo, che rappresenta in realtà una denuncia politica attraverso la canzone, ovviamente trasformandola in maniera più poetica e più lirica, che è questa storia ambientata in Galles, di questo ragazzo che fa del vero e proprio stalking verso una ragazza e appunto la band denuncia questi comportamenti e purtroppo stanno sempre diventando più, purtroppo è molto difficile da dire, però più comuni e sta diventando sempre di più un problema. E questo brano, appunto, per quanto ci sia un cambio delle sonorità che possono riguardare questa band, non c'è comunque non è venuta meno l'attenzione ad argomenti importanti della vita quotidiana e di denuncia di certe storture che ancora permangono nella società.
Per cui secondo me questo è questo lo rende per quanto l'evoluzione sia verso un qualcosa di più semplice rispetto al passato di questa band, secondo me la scrittura dei testi e il loro valore a livello politico anche, che è fondamentale nella musica, è molto difficile da fare, si rischia molto spesso di banalizzare, però veramente può diventare veramente importante farlo, perché ti dà una voce come qualsiasi mezzo di comunicazione che puoi utilizzare al giorno d'oggi, ma la musica lo è sempre stata, un fortissimo megafono per delle battaglie politiche importanti. E secondo me questo pezzo di questa band inglese, anzi gallese, britannica, è veramente importante per quanto riguarda il suo contenuto politico. Ma ora, signore e signori, andiamo al quarto brano, quello che non mentirò, un po' è quello che è il mio preferito di questi 5 di oggi e che fin dall'inizio avevo voglia di portare per parlarne. Non perdiamo tempo con i mitologici Pentagram con I Spoke to Death. Well, alright, man, I spoke to death. I gave him my silver in exchange for your bed. He pulled me closer, put his mouth to my ear, whispered a warning that I could never hear. I spoke to death last night. He wore a nightmare gown, and when I spoke your name, he turned his eye down to the ground. Born into darkness, confusion and fear, you can't tell me different, 'cause it's becoming clear. You take my hand, toss inside the ground. Don't let them take your life from you, don't let them bring it down. I spoke to death last night. You wore a nightmare gown, and when I spoke your name, he turned his eyes down to the ground. Oh, death, can you hear my cries? I won't desert with you by my side. I've done your bidding, I've been at your will. Now won't you release me and let me be still?
Signori, eccoci qui. Grazie alla regia che mi ha messo esattamente, no, di qua. Oh, ecco, di qua la foto per gli ascoltatori che possono vederci di un meme di TikTok di gennaio 2025. E perché vi mostro questo meme di TikTok di gennaio 2025? Perché la figura di Bobby Liebling non può essere ridotta a un meme di TikTok. Come potete vedere, questa è la figura del leggendario cantante e unico membro fisso della band seminale del doom metal Pentagram. E perché oggi vi porto questa storia? Perché è una storia, signore e signori, incredibile. È il vero antieroe della storia del rock and roll. Un uomo che nella sua vita, e come racconta in maniera molto onesta in questa canzone, si è fumato, iniettato e sniffato tutte le possibilità di successo nel grande pubblico e nel mainstream, ma nonostante questo rappresenta un esempio di dedizione alla causa della musica, del metal, inarrivabile. Un uomo da una vita incredibile. Facciamo un minimo di contesto su quella vita straordinaria di quest'uomo che fonda i Pentagram nel 1970, praticamente coetaneo a livello di età musicale dei Black Sabbath, nati nel 1968, quindi praticamente coetanei. E in tutto questo, tra divisioni interne alla band, lotte, inizio di caduta nel tunnel sia dell'alcol che delle droghe, litigi con case discografiche piuttosto grandi e importanti che cercano di ingaggiarli, ma comunque di cambiare il loro stile, cambiare quello che è il loro modo di fare musica. Bobby è inflessibile, dice di no. Lui rappresenta il metal, lui rappresenta il doom metal e quindi non poteva accettare di cambiare e di essere un pupo delle case discografiche. Per cui arriverà a pubblicare il primo album dei Pentagram, omonimo, addirittura solamente nel 1985, quindi 15 anni esatti dopo la fondazione della band. E questa è una storia incredibile, perché da lì in quel momento sarà un sali e scendi incredibile di emozioni che lui racconta benissimo nella canzone, che rappresenta un discorso tra lui, Bobby, e la figura della morte che lui vede sempre più vicina. Sente che per lo stile di vita che ha avuto sta arrivando la sua ora, ma non cede di un centimetro, perché la musica è la sua unica ragione di vita, l'unica cosa che lo fa tirare avanti e gli permette di continuare a vivere. Per cui dall'inizio un sali e scendi di iniziale successo nell'underground, comunque dove si affermano come una band di culto, e una continua caduta dei suoi demoni che lo porteranno al punto più basso della sua vita. Cioè più o meno a metà degli anni 2000 Bobby perderà tutto, per le sue dipendenze, per tutto quello che è stato vivere la vita, sesso, droga e rock and roll, proprio dall'inizio alla fine. Non si è mai tirato indietro nel cercare di autodistruggersi per dare tutto per la musica, e questo lo porterà a vivere nello scantinato dei suoi genitori, dove si ridurrà in una maniera veramente quasi da vita al limite, cioè una vita dove è immerso in sporcizia, spazzatura, una vita quasi miserabile. Ed è lì che arriva la rinascita, è lì che arriva il documentario ufficiale sulla band dei Pentagram, che lo riporta in auge. Una fan addirittura, vedendo quel documentario, decide di cercarlo e si sposerà appunto con Bobby, e da lì Bobby risentirà di nuovo la scintilla che divampa dentro di lui e decide di tornare a fare musica con i Pentagram. E da lì il nuovo rinascimento dei Pentagram, che continueranno con la musica
continueranno a fare concerti, continueranno a scrivere nuova musica, pubblicare nuovi album. E questa è proprio la rappresentazione dell'antieroe perfetto della storia del rock. Un uomo che nella sua vita ha visto, ha toccato la grandezza e la leggenda con un dito. Oggi poteva essere anche lui come i Black Sabbath, ricordato come una leggenda vivente da un pubblico spropositato di persone, ma non importa, cioè, perché lui ha vissuto la vita sempre al 100%, nonostante tutto ha dato l'importanza superiore alla musica su qualsiasi altra cosa. E nel 2025 ancora di più ritorna in auge con un meme di TikTok durante un suo concerto, dove lo vedete ormai vecchio, dove sembra anche sconfitto, con questo ventilatore, questa ventola che gli spara i capelli in aria, con uno sguardo quasi perso nel vuoto, e comunque continua a fare musica e e con questo meme continua a tornare in auge e fa uscire un nuovo album del 2025 che è una delle cose più vere che abbia mai sentito. La conversazione di un uomo che sente che il suo fisico lo sta abbandonando, ma che comunque vive per la musica e continuerà fino all'ultimo dei suoi giorni a dare tutto quello che ha per la musica. Ancora Bobby continua ancora ad oggi a fare concerti, non si arrende, scende sempre in campo, addirittura ha firmato anche con una etichetta discografica italiana, quindi un grande orgoglio avere una leggenda del genere sotto un'etichetta italiana, e un album così veritiero, veramente qualcosa di commovente, come commovente la storia del più grande antieroe della storia del rock. E per questo oggi andava onorato e raccontato da me, signore e signori, perché è una storia assolutamente incredibile. E ora, come ogni settimana, andiamo a raccontare il pezzo Crossroads della settimana con l'innovativa band irlandese dei The Gals con The Last Day of Che Guevara.
Ed eccoci qua tornati con l'ultima canzone di questa puntata di Crossroads, con i The Gals, con il loro pezzo del loro omonimo del loro ultimo album, The Last Days of Che Guevara. Un pezzo che racchiude molti elementi, dal garage rock alla psichedelia, al funky, all'alternative, e che appunto è una perfetta commistione di quello che è l'idea che sta alla base del nostro programma, di unire vari generi musicali. E appunto questa canzone, che è più che dal punto di vista politico, che può scaturire il nome appunto legato al personaggio del rivoluzionario Che Guevara, è più che altro legata a quello che è la visione della band, cioè di un vivere la vita al 100% seguendo i propri ideali. Appunto viene presa da questa la figura di Che Guevara come figura retorica per rappresentare qualcuno che è arrivato fino addirittura a morire perseguendo i propri ideali, ed è più o meno quello che cerca di fare la band irlandese, che in questo pezzo che è appunto un pezzo dove addirittura il testo è ridotto ai minimi termini ed è praticamente solamente la parte strumentale, racconta proprio il loro modo di vedere la musica, quindi al 100% si rispetta la filosofia della band, si muore addirittura arriva a morire per i propri ideali a livello, questa volta non in senso non figurato appunto, ma si cerca e si pubblica solamente quello che è in linea con gli ideali della band, che è appunto, come da ovviamente tipica band che viene dal mondo anglosassone o irlandese, è una band che si concentra molto sulla musica nei locali, la musica anche per strada, il vecchio modo di fare il rock and roll appunto da strada. Si prende un camioncino, si parte con la band con i vari strumenti e si va a suonare dove il vento li porterà. Più o meno come l'idea di questa trasmissione, che purtroppo anche oggi ha finito il suo tempo a disposizione. Io vi saluto, vi do appuntamento al prossimo giovedì, ovviamente sempre dalle 3:30 alle 4, e che il potere della musica sia sempre con voi. Avete ascoltato Crossroads,